nel fatto che i genitori di lei soffrono almeno un po' di come abbiamo sofferto noi, perché da quella gente là non abbiamo avuto un rigo, una scritta, una parola di scusa, di conforto, di niente. Casa Antoniello, qui a Favaro Veneto, è l'abitazione dei genitori di Marco, ucciso a 47 anni insieme al piccolo Mattia di appena 2 anni nell'incidente che ha sconvolto Santo Stefano di Cadore. Ad aprirci sono i nonni Ida e Luigi. Le parole di nonno Luigi non cercano vendetta, ma restituiscono tutta la profondità di un dolore che non conosce tregua. Il valore di loro figlia, se soffrono per la loro figlia, almeno che soffrissero un attimo di come abbiamo sofferto noi. Perché il dolore non si può calcolare. Non si frangella. No, perché quel dolore è eterno. La notizia dell'incidente che ha coinvolto Angelica Hutter l'avevano vista scorrere in televisione poco prima del nostro arrivo, proprio durante il nostro telegiornale. Un colpo improvviso che ha riaperto ferite mai rimarginate, ci dice nonno Luigi. Il stesso trauma. E mi è balzata alla mente lei, diciamo, in mezzo alla strada, diciamo, come erano i miei, solo che i miei purtroppo erano coperti da un lenzuolo e che lei è stata soccorsa. Mi auguro che ce la faccia. Un dolore disumano, la tragedia causata da Angelica, un dolore che resta anche quando il tempo passa e che nessuna notizia potrà mai cancellare. Io mi sarei aspettato almeno un rigo di scuse da parte dei genitori, come esseri umani. Perché se mio figlio avesse fatto anche una piccolissima parte di quelle che aveva fatto sua figlia, anche se la ritenevano malata, è stata ritenuta malata, era mio dovere chiedere scusa. Quello che ha fatto ancora, ha aumentato ancora più il dolore, più la sofferenza. La colpa, se lei era fuori, è delle leggi italiane. Dargli tutte le attenuanti possibili. E 3 omicidi in una struttura di riabilitativa per noi è stato poco. Nella casa dei nonni le fotografie dei loro cuori travolti inesorabilmente da quell'Audi nera, tutto intorno i pupazzetti del piccolo Mattia, nel segno di una mancanza incolmabile per sempre. E quello è. E noi, purtroppo per noi c'è l'ergastolo a vita. Noi vegetiamo, noi adesso non viviamo.